Dopo 2 sconfitte consecutive in trasferta contro Parma e Sampdoria, il Chievo torna al Bentegodi per cercare una vittoria che in casa manca da fine settembre, quando i gialloblu vinsero 3-1 contro il Genoa di fronte al Palermo, ma è subito il Chievo che parte forte. Al 15esimo c'è una bella azione controllata da Bentivoglio, la palla che arriva sulla destra per Pinzi, la botta e la parata di Sirigu. Bellissima questa azione della squadra gialloblu che subito cerca il vantaggio, una partita condotta benissimo dai ragazzi di Di Carlo. Poi al 20esimo questa punizione di Bentivoglio, ottima la sua partita, una punizione che finisce di poco, alta sopra la traversa. Passiamo al 34esimo, guardate ha bruscato, bellissima anche la sua partita sulla sinistra, Tentena forse un po' troppo, la mette in mezzo per Bentivoglio che non riesce ad arrivare sul pallone. Grandissima occasione per il Chievo, in pratica c'è solo il Chievo in campo, il Palermo davvero poca cosa, però il Palermo prova al 42 a scuotersi con Cavani, il tiro che esce di un soffio alla destra della porta difesa da Sorrentino. Passiamo al secondo tempo, al quinto il Palermo prova a partire forte con Bresciano, il tiro, guardate di quanto esce questo pallone. E quindi è un pericolo scampato per Sorrentino, risultato che rimane sullo 0-0 fino all'ottavo, quando il colpo di testa di Mandelli, ancora il colpo di testa del difensore, ha bruscato in rovesciata, bellissimo il gol per l'attaccante che non segnava dallo settembre del 2008, un Torino-Inter 1-3, fine di un incubo per questo giocatore ritrovato dopo il gravissimo infortunio a tibia e perone. Eccezionale il suo gesto tecnico per il gol dell'1-0 del Chievo, però è il 18esimo Simplicio, un'azione a tamburo battente del Palermo, il tiro, bravissimo Sorrentino a opporsi con il corpo, ci prova poi Cavani, però nulla di fatto. Sorrentino controlla la palla che finisce in fallo di fondo, il risultato che rimane quindi sull'1-0. E passiamo al 35esimo, c'è un bellissimo contropiede del Chievo, Sergio Pellissier in volata verso Sirigu, Pellissier, il tiro e il pallone che finisce fuori di un soffio, non riesce a chiudere la partita il Chievo, il risultato rimane fisso sull'1-0, non cambierà più. Dopo 5 minuti di recupero il Chievo torna alla vittoria 1-0 sul Palermo. Grandissima la gioia per la panchina gialloblu, grande la soddisfazione per mister Mimmo Di Carlo.